Si intitola La città di Zeno, la mostra al Museo Carà di Muggia fino al 26 novembre. In questa puntata di Trieste d'Arte ce ne occupiamo assieme al curatore della mostra, il professor Alessandro Del Puppo, e la terza mostra, no, professor Del Puppo, che Fondazione realizza pescando, termine che non è proprio, attingendo è più elegante, attingendo al proprio patrimonio. E in tutti e tre i casi si guarda alla tradizione letteraria della città. Mattioni è stato il primo, Slataper il secondo lo scorso anno, e quest'anno era doveroso concentrarsi sulla coscienza di Zeno di Italo Svevo. In quale modo vi siete concentrati appunto su questo romanzo, nell'anno del centenario? Sì, anzitutto è vero che questo è il terzo capitolo di una trilogia che si è aperta con un omaggio a Stelio Mattioni e a Vita col mare, quindi una mostra essenzialmente dedicata al tema del rapporto di Trieste con il suo mare. Poi c'è stata l'ispezione sul Carso in memoria e ricordo dei 110 anni del mio Carso di Scipio Slataper, e dopo l'acqua e dopo la pietra era doveroso quest'anno provare a raccontare la città in cui è ambientato il capolavoro di Italo Svevo. E come nelle precedenti edizioni siamo partiti dallo studio delle importanti collezioni d'arte della Fondazione CR Trieste, e procedendo passo dopo passo in una sorta di racconto parallelo tra le pagine della coscienza di Zeno e le opere custodite dalla Fondazione, abbiamo provato a costruire questa mostra come una sorta di dialogo tra pagina scritta e immagine dipinta o scolpita. Come avete proceduto? Partendo dai dipinti, partendo dal libro, come avete incrociato appunto le due realtà? Ma abbiamo potuto lavorare in parallelo anzitutto perché la Fondazione ha un catalogo delle proprie opere, sono tutte quante disponibili online, quindi è stato relativamente agevole partire dalla lettura di Svevo, via via segnare i passi, le pagine, le situazioni che ci sembravano più potentemente visualizzabili, e poi naturalmente andare a cercare seguendo alcuni criteri di coerenza. Il primo naturalmente è quello generazionale, quindi ci siamo concentrati per quanto possibile su autori che fossero coevi a Svevo, in certi casi anche potendo beneficiare di una conoscenza diretta di Svevo con alcuni importanti artisti triestini. E l'altro fattore di coerenza è naturalmente quello relativo alle situazioni, ai contesti, agli ambienti entro cui si dispiega la narrazione. E anche un terzo fattore è quello della cronologia. Per quanto possibile abbiamo cercato di stare all'interno dei tempi e dei temi narrati nella coscienza. E che cosa avete cercato di evitare invece? Che cosa non avete voluto fare? È difficile poter rispondere a questa domanda perché già misurarsi con le 300 e più pagine del romanzo, un romanzo per certi aspetti difficile, intriso di psicologia, molto poco visivo, al contrario per esempio delle pagine di Slataper. Diciamo che lo sforzo è stato quello di cercare il più possibile una aderenza tra parola scritta e immagine dipinta. Poi certo è molto difficile restituire la tensione psicologica, le ossessioni e le ipocondrie di Zeno. Abbiamo cercato di farlo soprattutto, istituendo questo dialogo. Naturalmente nessuna delle opere in mostra è direttamente ispirata da Zeno o da Svevo. Ci piaceva però verificare questa possibilità di incontro, che a volte anche può essere uno scontro, ma non per questo meno significativo e meno disponibile anche al gioco delle interpretazioni. Però immagino che questo sia anche un po' la sfida, no? Cioè muoversi dentro tutto ciò che queste opere suggeriscono, rimanendo nel contempo fedeli se non al romanzo, comunque all'idea del romanzo, senza snaturarlo e senza poi snaturare nemmeno le opere, inserendole in un contesto che può contenerle. Sì, devo dire che la ricchezza e anche la complessità delle condizioni della Fondazione ci ha consentito di poter svolgere una selezione il più possibile rigorosa. E naturalmente anche cercando di
fare un discorso che non fosse esclusivamente storico-artistico, perché qui non cerchiamo di dare delle conferme a una narrazione preesistente di carattere storico-artistico o biografico. Non esiste per esempio una conseguenzialità in termini cronologici o tematici. Abbiamo cercato appunto il più possibile di ricreare un'atmosfera, dei personaggi e quando davvero ne avevamo la possibilità anche di restituire i tratti e lo spessore psicologico. La prima opera che si incontra iniziando a visitare la mostra non può che contenere, diciamo così, un pacchetto di sigarette, insomma, quando si parla della coscienza di Zeno, quello è una delle cose che salta alla mente subito. Sì, c'è un passaggio che è quello che abbiamo ricordato nel testo che abbiamo appeso. Questa è una mostra in cui accanto ai dipinti fluttuano letteralmente le pagine della coscienza, laddove si cita esplicitamente le scatoline di carta munite del marchio dell'aquila bicipite. È un riferimento al pacchetto di sigarette imperiale, e questa natura morta di Bruno Croatto che cade un po' al di là dei limiti cronologici, ma non di meno era di grande efficacia, di grande effetto proprio per la presenza in primo piano in questa bellissima natura morta, devo dire, di funghi, di uova sode, della caraffa, la presenza simbolica del pacchetto di sigarette, quasi come dire per dare l'avvio al racconto della mostra. La mostra si divide potremmo dire che si divide in più capitoli, no? Sì, abbiamo cercato inizialmente di dare una possibile raffigurazione dei personaggi principali, quindi dare un volto, anzi più di un volto, a Zeno, come abbiamo fatto attraverso i ritratti di Barison e di Veruda, della moglie e dell'amante, in una sorta di triangolazioni tra giovani uomini, giovani donne e il contesto entro cui si collocano i loro incontri e i loro scontri. Questo ritratto di Croatto ci introduce, diciamo così, a quella che potrebbe idealmente essere anche l'amante di Zeno, Carla. Sì, dopo aver cercato di dare un volto, più di un volto, alle fattezze e alla psicologia di Zeno e anche alla moglie Augusta, naturalmente ci piaceva l'idea di giocare con questa rappresentazione del desiderio del corpo femminile giovane e seducente, e poche altre opere come questo magnifico dipinto di Bruno Croatto possono restituire questo senso e questa presenza. È un quadro particolarmente apprezzabile non soltanto per la credibile capacità di restituzione minuziosa dei dettagli, per l'introspezione psicologica, per il volto che al tempo stesso è seducente quanto malinconico, e poi per la scelta stilisticamente ammirevole di giocare tutto il quadro praticamente sul contrasto di due colori, il nero così intenso dell'abito da sera di seta e questo incredibile giallo paglierino sul fondo che è appena ravvivato dalla tenda con le frange. Un quadro davvero molto seducente che consente in un certo senso di legare l'immagine di questa giovane donna a quella di Carla, dell'amante. Ci sono anche altri ritratti che possono in qualche modo portarci a conoscere Carla, a conoscere l'amante, no? Sì, per esempio nel quadro qui a fianco abbiamo giocato con un'occorrenza lessicale molto particolare, là dove Svevo parla di un ombrellino, di uno stivaletto verniciato che sembra ricalcare quasi alla lettera questo ritratto di Gino Parin, che raffigura Fanny Tedeschi in poltrona con un grande scialle rosso e un ombrellino in primo piano. È una relazione del tutto casuale, ma non per questo meno affascinante, tra pagina scritta e immagine dipinta. Più avanti poi si entra in un elemento molto affascinante, anch'esso un pochettino più cupo, che è quello della malattia, perché insomma, o quantomeno
sì, della psiche, della malattia, del disagio mentale, perché insomma ricordiamoci che La coscienza di Zeno è il romanzo che viene più di altri accostato appunto alla psicanalisi, alla psicologia, eccetera. Lì come vi siete mossi? Il passaggio dalla dimensione, come posso dire, più pubblica, sociale e anche intrisa di desiderio, di apprezzamento della donna di Zeno, avviene grazie alla possibilità di potersi basare, insomma, su un dipinto importante che raffigura non più il corpo erotico e oggetto di desiderio, quanto piuttosto il corpo malato, tanto della donna quanto dell'uomo. Quindi provare a restituire anche la dimensione da un lato dell'introspezione e dall'altro della sofferenza, tanto fisica quanto psichica. Ed ecco quindi che il passaggio dal corpo erotico, oggetto di desiderio, al corpo malato e denso di introspezione si può raccontare con uno scarto piuttosto brusco, con questo magnifico dipinto di Cesare Sofianopolo, La Malata 1912, un quadro che costituisce per certi aspetti il ribaltamento più spettacolare e anche più drammatico, in cui si gioca questo passaggio, insomma, lo Zeno ipocondriaco, teso, chiuso in se stesso, che si confessa al medico e che fa trapelare anche la dimensione non di rado feticistica del suo rapporto con le donne. E poi tra l'altro, se vogliamo, è un particolare, sì, che però giova a sottolinearlo. Svevo dipinge, racconta, mettiamola così, la malattia in maniera ammirabile. È brutto dirlo, però le scene di morte nei tre capisaldi di Svevo sono dei capolavori, è brutto dirlo, agghiaccianti anche, no? Come muore la madre in Una vita, come muore la sorella in Senilità, come muore il padre nella coscienza di Zeno, rimani veramente allibito dalla capacità, non tanto di raccontare, perché quello sarebbe poco o niente, ma dalla capacità poi che quelle parole hanno di penetrare in te stesso mentre le leggi. Senz'altro, questo è un caso esemplare in cui effettivamente la parola scritta rivaleggia con l'immagine e l'immagine dipinta, il pittore si rende conto che poche cose come l'esperienza della morte sono difficili da poter restituire attraverso l'immagine statica. La dimensione passaggio della morte in quanto tale si dà naturalmente più e meglio attraverso la narrazione. Tendenzialmente invece l'immagine della morte dipinta è qualcosa che letteralmente, come dire, congela un momento di passaggio e rende difficile tutti quegli effetti di restituzione psicologica, di tensione drammatica che osserviamo invece nelle pagine del romanzo. Il discorso vita, amore, morte trova nella mostra una sublimazione in questo dipinto di Veruda. È un quadro eccezionale non solamente per il formato ma anche per la qualità che ne fa davvero un'opera di dignità museale. Si tratta di un nudo femminile al vero, frontale, con uno sguardo assolutamente provocatorio se non sfacciato nei confronti dell'osservatore. È una perentoria presentazione di sé, del proprio corpo nudo, nell'atto quasi di sprigionare, quasi materialmente potremmo dire, tutto il suo potenziale di erotismo, ma al tempo stesso è anche un'allegoria, perché mentre con la mano sinistra la donna avvinghia un mazzo di fiori che vediamo in basso, con la sua mano destra, qui alla sinistra del dipinto, stringe in un gesto che quasi spasmodico, quasi di tensione isterica vorrei dire, un teschio. E non c'è migliore rappresentazione qui del rapporto fra amore e morte, fra Eros e Thanatos. E ancora una volta un tema che deriva dalle conoscenze freudiane di Svevo. Una parte consistente della mostra è dedicata anche a Trieste, all'immagine di Trieste, e qui credo che appunto la città venga mostrata sotto più sfaccettature. Sì, ci siamo divertiti molto a dire il vero, nello scorrere le pagine della coscienza, andare a individuare là dove è percepibile, sono percepibili i segni del tessuto urbano di Trieste, riscontrarne poi le analoghe presenze visive, a partire naturalmente dall'edificio della Cassa di Risparmio, in questo grande acquerello un
po' più tardo, fine anni 30, e le macchine moderne lo documentano, che è peraltro menzionato in un passaggio della Coscienza, così come la chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo ha il canale di Ponte Rosso, e via via tutti gli altri luoghi che si incontrano man mano che il racconto procede e Zeno e i suoi compagni di narrazione percorrono le strade di Trieste. Non ricordo perfettamente, la città è più raccontata nella Coscienza di Zeno rispetto per esempio agli altri romanzi, oppure bisogna come dire, andare alla ricerca anche della città fra le parole e le pagine della Coscienza? Ma diciamo che, come in tutti i romanzi psicologici, la vera dimensione è più quella interiore che non quella degli ambienti e degli spazi, e tuttavia non sono pochi i luoghi riconoscibili e molto spesso anche con un forte valore simbolico. I giardini pubblici là dove Zeno accompagna Carla per la prima volta, il castello di San Giusto, Ponte Rosso, quindi diciamo che ci sono molti episodi in cui è importante riconoscere anche la presenza di una Trieste monumentale. La ricerca che avete fatto all'interno del patrimonio della Fondazione, che cosa vi ha detto, diciamola così, proprio sul mecenatismo della Fondazione stessa? Perché immagino che poi alla fine questa è anche una mostra che questo mette in scena. Beh, naturalmente la mostra serve anche per valorizzare l'importante patrimonio della Fondazione CR Trieste. Conferma ancora una volta come la collezione sia un formidabile compendio della produttività artistica in area triestina dalla fine dell'Ottocento fino almeno alla metà degli anni 50 del Novecento. E questa è stata anche la ragione per cui abbiamo potuto in questi 3 anni costruire 3 mostre diverse con opere e con temi molto diversi tra di loro, però cercando sempre di poterci, e abbiamo trovato l'appoggio più coerente, più significativo con le opere della Fondazione. Gli artisti triestini di questo periodo, insomma, hanno anche in questo caso raccontato la città più o meno di artisti di altre città, oppure fondamentalmente una domanda che non ha senso? Perché noi facciamo anche delle domande che non hanno senso delle volte. No, io direi che ha un senso peculiare nella misura in cui Trieste è una città peculiare e ha una storia peculiare tutta sua, è una città italiana a modo suo e di conseguenza anche gli artisti triestini, pur nel loro girovagare molto spesso tra Italia ed Europa, si dimostrano sempre, ciascuno a proprio modo, legato al proprio genius loci, alla necessità di raccontare, a volte con delle discontinuità, a volte con un alto grado di fedeltà, invece il rapporto, che è comunque sempre tanto di affetto quanto problematico, con la loro città. Il percorso espositivo si chiude con 3 opere decisamente più vicine a noi. Sì, soprattutto questa, che è un dipinto di Riccardo Cinalli del 1999, si intitola Inversione, un quadro particolarmente perturbante perché all'interno, in un interno architettonico spoglio ma decorato nel soffitto, assistiamo a questa sorta di apparizione, 2 figure, 2 simulacri o forse più probabilmente 2 calchi, uno di una testa umana e l'altro di un toro, che si scambiano però le ombre. E questo sdoppiamento di ombre ha a che fare, perlomeno noi lo abbiamo collegato, ad un passaggio in cui Zeno ammette a se stesso di non poter più credere all'autenticità delle immagini che si sta dando per comprendere il suo mondo. Ed ecco, nel suo aspetto così di straniamento metafisico, un dipinto come questo ci sembrava potersi legare molto bene a questo momento di crisi di se stesso e delle proprie rappresentazioni. Non fosse altro per il fatto che queste 2 figure attonite che si sdoppiano nelle loro reciproche ombre sembrano assistere ad un'ulteriore apparizione che è quella che vediamo nell'ombra in primo piano, una sagoma con delle corna che sembrerebbe prefigurare una possibile sintesi sotto forma di minotauro. Poi c'è un Miele Reina. C'è un dipinto di Miele Reina, madre e figlio, che naturalmente si ricollega insomma alla tematica del rapporto di Zeno con i suoi familiari, e infine un disegno 1970 di Giuseppe Zigaina. È un disegno di gusto quasi pop, ma che abbiamo messo in conclusione del percorso espositivo perché si intravede appena un giovane uomo con una sigaretta in mano, e quindi in una sorta di circolarità la mostra termina là dove l'abbiamo fatta iniziare.